Certo, Alessandra, che l'arte dei fiori è come l'arte pianistica, è come suonare un brano, no? Assolutamente, è una sensazione, è una Quando gioia. tu crei, stai... Sì, sì, è proprio sentire la materia, sentire il fiore, sentire il Bellissimo. profumo. E non hai una pagina, non hai uno spartito davanti, è pura creazione Sì, questa. è vero. Sai che ricominceremo la stagione primaverile, però sarà veramente ricca di tante sorprese. Bene. E la tematica sono i fiori. Ecco Ah. ecco perché sono qui con te, Alessandra, sì. E vogliamo iniziare il 10 aprile, perché la primavera è già iniziata. Sì. Anzi, questo fiorir di petali, di fiori, sono stupendi. E il 10 aprile iniziamo a Venezia. Sai che è il nostro salotto, Certo. è proprio lì sul Canal Grande, 10 aprile alle ore 17. E ci sarà un duo strepitoso, il duo Quintana, pensa, arciliuto, DAF, arpa barocca e voci. Sono due ragazze strepitose, quasi sono due fiori per stare in tema. E sarà un concerto aperitivo al tramonto, quindi aspetteremo il tramonto su Canal Grande per festeggiare insieme alla musica. I fiori, guarda, te lo prometto, saranno protagonisti anche insieme a te, Certo. nel salotto di Palazzetto Pisani, ovviamente. Il 23 di aprile, sempre nel salotto di Spirito Nuovo, il pianoforte si aggiunge di qualche mano, perché ci sarà un concerto straordinario appunto per i soci, dove ci sono due fidanzatini meravigliosi, innamorati, due talenti pianistici che suoneranno a quattro mani, tutte danze, quindi l'ho chiamato il pianoforte danzante, quattro mani d'amore, quindi meglio di così. Certo. E poi passiamo a maggio. Il 1° maggio cosa fai, Alessandra? Vengo da te. Beh, esattamente, 1° maggio, festa dei lavoratori, quindi Certo. un giorno di festività. E noi lo festeggiamo con tanta musica, una musica veramente molto particolare. Anche questo sarà un concerto aperitivo alle 17:30 e l'abbiamo un po' chiamato così, in omaggio alla festività del lavoro, il lavoro di musicisti vincenti, in cui interpreti e compositori di successo si incontrano, perché a suonare sarà un trio di grande talento, di giovani musicisti che stanno vincendo un sacco di concorsi, sono dei grandi professionisti nonostante la loro giovane età, ma l'Italia è ricca di questi artisti ultimamente. E dunque il trio Casa Bernardini con violino, violoncello e pianoforte, con musiche di Beethoven e Sostakovich, e quindi sarà un aperitivo prima e dopo Beethoven e Sostakovich. E quindi sarà un incontro veramente di passione e di grande talento. Poi ci sarà la settimana dopo, facciamo una cosa molto molto particolare, qualcosa di ludico, chiamiamolo così, e sarà sabato, un sabato sera, grand soirée. Ci sono dei fiori che possono rappresentare l'eleganza serale, un fiore che rappresenta la notte. Sì, sicuramente ce ne sono diversi, che forse anche hanno attraversato un po' la storia, quindi possiamo partire dalla gardenia, dalla camellia, È che sono vero, la stati gardenia. fiori storici, per arrivare alle orchidee, che sono più moderne, ma che sicuramente... Tra questi fiori non c'è un fiore che rappresenta la notte, però, no? No, siamo in pieno giorno, questo questa luce. rappresenta più la primavera, l'inizio Un della trionfo stagione. primaverile. Allora, dicevamo, il 7 maggio ci sarà proprio una cena a placé, tutti seduti, sul nostro salotto, il salotto del Doge sul Canal Grande, quindi apri queste finestre e hai lo sciabordio dell'acqua del canale e il profumo di Venezia, ecco. E ci sarà la cena degli ambasciatori. Ma è una cena gioco, un gioco che abbiamo inventato noi di Spirito Nuovo, in cui ogni partecipante diventerà un ambasciatore di una terra segreta, di uno stato esistente nel planisfero, però di quelli un po' sconosciuti. E sarà un gioco veramente in cui si prende il ruolo di questi grandi ambasciatori che rappresentano quel paese. Ma sarà veramente da ridere. Non ci saranno concerti in quella serata perché la vera musica
sono i sorrisi, quindi Beh, è una cosa un po' particolare. E poi Alessandra, ci sarà un attimo di pausa, riprenderemo verso fine maggio, sempre alla stagione dei fiori, no? Il 29 maggio, e vogliamo di nuovo rivivere quella luce stupenda del giorno con un brunch alle 11:30, e per la prima volta apriamo le porte del Salotto di Spirito Nuovo al musical. L'abbiamo chiamato L'amore non finisce mai. 20 cuori per Romeo e Giulietta, quindi un musical con attori, ballerini, cantanti e musicisti che ripropongono l'amore, questo amore tra Romeo e Giulietta, quindi è una cosa un po' particolare. Chiaramente non ci saranno scenografie, non ci saranno grandi pirouette, però insomma sarà un nuovo modo di fare musical in salotto. Con la stagione primaverile abbiamo voluto anche condividere i momenti di festività importanti, quindi anche il 2 giugno, che è la festa della Repubblica, ci trasferiremo in una città bellissima della Marca Gioiosa, sicuramente amerai quanto me, Asolo. È conosciuto in tutto il mondo perché americani che confluiscono, inglesi, in tutto il mondo viene a vedere la nostra piccola Asolo. E lì ci sarà un concerto per 10 violoncelli, un ensemble di 10 violoncelli che cantano da Bach ai Beatles. E infatti l'ho chiamato Tutti d'accordo, perché far andare d'accordo 10 violoncelli, la Venice Cello Ensemble, diretta da Angelo Zanin, che è un noto violoncellista e che ha avuto questa idea strepitosa, qualcosa di originale, perché insomma generalmente 10, 11 o una dozzina di violoncelli tutti insieme non si ascoltano. E poi concluderemo la stagione di primavera con il 12 giugno. Il 12 giugno ritorneremo invece a Venezia per un concerto aperitivo alle 17:30, dove ci sarà un coro strepitoso di giovani ragazzi che veramente si sono innamorati, appassionati dei grandi classici, quindi di grandi classici che hanno scritto per realtà corali. E il coro si chiama i Sing Over Sound e sono diretti da un nostro caro amico che ha già suonato per noi, Giorgio Susana, e saranno 23 voci più 3 strumenti, quindi a darci questa energia e a brindare insieme a noi per la calda stagione, perché poi dal 21 di giugno è solstizio d'estate, quindi iniziamo alla grande con la calda stagione. Direttore. Avvocato, anche lei è qui? È tutto molto interessante, ma la stagione dei fiori è iniziata e dobbiamo andare. Alessandra, ci aspettiamo a Venezia. ci aspettiamo a Venezia. Ci aspettiamo. Ci aspettiamo.